Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi siamo qui, credo, per il terzo appuntamento della rubrica Paesi che vai, letture che trovi e tramite il sondaggio della scorsa volta ha vinto la Russia. Sì, siamo in Russia, in realtà questo video esce adesso che è aprile, quindi non è forse più il momento per andare in Russia perché fa molto poco inverno, Natale, neve, ma niente, la vita va così e la prossima destinazione sarà ovviamente Firenze. Peraltro fatemi sapere se vi piace quest'idea di avere più o meno una volta al mese un video su questa rubrica, e anche se nei prossimi mesi in realtà voglio caricare un paio di recensioni dei classici, quindi probabilmente poi per Firenze ci sarà tempo. Allora, ovviamente lei sempre 5 libri e in questo caso ovviamente parlando della Russia parleremo quasi sempre di alcuni periodi storici molto ben definiti, alcuni personaggi ben definiti, una famiglia celebre, cioè i Romanov, e quindi forse non ci sarà molta varietà da questo punto di vista, però è un po' un riassuntino di tutti i vari libri che ho, diciamo, più o meno sulla Russia e sulla dinastia dei Romanov. Allora, anche qui ho cercato comunque di fare un lavoro a carattere comunque cronologico, però diciamo che in qualche modo il primo libro che io ho sulla Russia è una biografia di Pietro il Grande, che però non ho ancora letto e quindi non ve l'ho voluto proporre. Peraltro questo video lo potremmo anche chiamare il video di Carol Erickson, perché la maggioranza dei libri sono stati scritti da lei, ma andiamo avanti. Allora, dicevo, il primo libro, dunque, che vi cito perché l'ho letto, è la biografia di Caterina II, realizzato da Carol Erickson. Peraltro mi pare che c'è stata una serie TV su Caterina II, non lo so perché io non seguo molto le serie TV, e che è stata protagonista del mese di aprile, dell'autore del mese di aprile, della prima edizione di quella rubrica. Allora, Carol Erickson è un'autrice che io adoro soprattutto il suo modo di scrivere biografie. Infatti nei prossimi mesi ci saranno dei personaggi storici dei quali lei ha scritto delle biografie, quindi non vedo l'ora di... Questa qui della Erickson, appunto, su Caterina II, per me è stata straordinaria, l'ho trovata bellissima, mi ha fatto scoprire questo personaggio, questa donna, credo a 360 gradi, non vi annoiate, e attraverso la biografia di questa donna, che in realtà era tedesca ma che poi appunto divenne imperatrice di Russia, voi potete proprio viaggiare in tutto l'impero russo, perché grazie anche alle celebri battaglie che Caterina porterà, battaglie intendo belliche, che Caterina porterà avanti, avrete modo di conoscere altri posti della Russia, oltre ovviamente al personaggio, alla donna, ecco, che fu Caterina II. Volendo qui vi posso suggerire anche un altro romanzo che non cito qui, che si chiama Il Palazzo d'Inverno. È un romanzo che anche potrebbe essere interessante, però poi ecco, se volete proprio scoprire Caterina II vi consiglio la biografia. Secondo libro invece è un romanzo che ho letto tantissimi anni fa e che quasi vorrei rileggere appena avrò modo, ovvero La figlia della zarina, sempre di Carol Erickson. È stato in realtà il primo libro tramite la quale io ho conosciuto questa autrice. Pensavo che fosse un'autrice di romanzi, dopo invece ho scoperto che scrive anche saggi storici, ed è un romanzo secondo me magnifico perché, pur basandosi sulla classica storia della figlia dello zar che sopravvive eccetera eccetera all'eccidio, è però bellissimo, l'ho trovato bellissimo perché è di una bellezza struggente. La protagonista è Tatiana ed è qualcosa di veramente incredibile e di commovente, non banale, ecco, nonostante si possa sempre scadere nella banalità con una famiglia quale i Romanov, intendo l'ultima famiglia Romanov, in realtà questo libro io l'ho trovato una poesia struggente, quindi vi consiglio veramente di recuperarlo perché secondo me è uno di quei libri che, ripeto, pur partendo da una storia nota, non vi annoierà neanche un attimo, anzi ricordo che è stato un libro alla fine del quale io piangevo, e io di solito non piango mai con i libri, ma per quello ho dovuto fare necessariamente un'eccezione. Sempre di Carol Erickson è ovviamente il terzo libro, perché se il secondo libro si chiama La figlia della zarina ed è Tatiana, la madre era Alessandra, e dunque il terzo libro è la biografia di Alessandra, che è scritta da Carol Erickson. Ve l'ho detto, questo è il video di Carol Erickson.
Una biografia anche qui bellissima, nello stile, nella trattazione dei personaggi. Sarà che io quando ho letto questa biografia stavo proprio studiando per un esame di storia russa e quindi mi sentivo ancora più motivata e tanti concetti, tante cose mi sembravano veramente precisi, puntuali, mi sembravano più chiari. Chiaramente se non avete una certa conoscenza sul mondo russo potete a un certo punto perdervi, ecco, può non risultarvi tutto così chiaro, quindi magari vi consiglierei di fare nel frattempo anche delle indagini per capire meglio di cosa parliamo. Di questo libro vi ho parlato in un pop-up credo di marzo, maggio, era quasi estate, quindi ve lo lascio anche lì nelle schede perché ho approfondito di più la figura di Alessandra. Anche qui ritornano moltissime similitudini con Caterina II, perché anche Alessandra era una tedesca trapiantata a Mosca o a San Pietroburgo, con la differenza però che Caterina piacque molto alle persone, fu molto amata, fece veramente di tutto per farsi amare. Alessandra ha fatto la stessa cosa, ma è come se il popolo non l'ha ben capita, e dunque sarà anche poi per la vicenda del figlio, della malattia del figlio. Comunque fatto sta che è un personaggio molto interessante secondo me, da porre chiaramente in relazione anche alla figura del marito Nicola II e dei figli, quindi secondo me è una biografia veramente straordinaria e anche lì lo stile dell'Erickson incredibile. Quarto libro, qui cambiamo autori, ok? Negli ultimi due libri cambieremo autori. Allora, questo quarto libro di cui vi parlo io non l'ho letto tutto perché non ho avuto tempo, ma lo devo recuperare. Non so quanto sia recuperabile, forse in biblioteca sì, oppure dovete comprare tutta la collana. Sto parlando della vita quotidiana in Russia ai tempi dello zar, dell'ultimo zar, una cosa del genere. L'autore non ricordo chi sia, comunque vi lascio una copertina, ma questo libro lo potete anche leggere combinato con la vita quotidiana in Russia ai tempi della rivoluzione di ottobre, ovviamente. Però qui ci fermiamo sulla vita dello zar perché questo testo secondo me vi offre uno spaccato della vita quotidiana in Russia in quegli anni. Prima di tutto è molto interessante perché è un saggio scritto però sotto forma di romanzo. Non ricordo se è ispirato alla storia vera del personaggio in qualche modo o è immaginato, però è molto interessante perché è un saggio che però è un romanzo, quindi il protagonista prende il treno e vi racconta ovviamente qual era la situazione delle infrastrutture, poi va al Bolshoi, al teatro e ve lo descrive, passa delle ore con una famiglia russa, quindi vi racconta cosa si mangia, più o meno come si svolge la vita, tanto in città quanto in campagna, la lingua che si parlava, la religione, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è un testo molto interessante, ripeto, spero che sia recuperabile da qualche parte, perché per quello che ricordo era un testo molto interessante proprio perché è un saggio ma non è pesante come può essere un saggio magari, ma invece sotto forma diciamo di romanzo, quindi unisce quello rigore scientifico tipico di un saggio comunque alla piacevolezza di un romanzo. Quindi secondo me è perfetto se dopo aver letto la vita dei grandi personaggi volete un attimo capire, scusa un attimo, ma come si viveva nella Russia alle soglie del 1917, come se la passavano, e quindi questo secondo me è un libro veramente perfetto. Ultimo libro, qui torniamo un po' ai personaggi precedenti, ma in questo caso è un romanzo, ovvero La ballerina dello zar di, chi era l'autrice? Catherine Sharp, una cosa del genere, come Adrienne Sharp mi sembra, comunque trovate la copertina al lato. Questo anche è un romanzo che ricordo, penso aver comprato poco dopo la fine della zarina, perché c'è stato un periodo della mia vita intorno ai 10 anni in cui io volevo solo leggere cose di romanzi sui Romanov e praticamente è la storia dell'amante, l'amante più celebre in qualche modo di Nicola II, ovvero Matilde Keshisinka, che era ballerina al Bolshoi e al Mariinsky. E quindi racconta in prima persona la sua vita, ebbe un figlio anche dallo zar e poi in qualche modo la rottura che ci fu dopo quando lui si sposò con Alessandra, di cui era poi sinceramente innamorato. E l'ho scelto perché chiaramente la Russia è strettamente legata al balletto, alla danza, quindi è quasi impossibile leggere un libro di storia russa o comunque sulla Russia e non parlare anche della danza e dei grandi ballerini. E questo libro, o dei grandi coreografi, o musicisti come Tchaikovsky, quindi questo libro secondo me è perfetto perché Matilde Keshisinka fu all'epoca una delle più grandi ballerine. Non so se ci siano dei video su di lei, forse quando imparerò la lingua russa devo fare qualche indagine, al momento mi sembrerebbe di no, però magari se riesco a trovarlo ve lo lascio giù nelle schede. Fu una grande ballerina del tempo, per lei furono pensate
alcuni dei più grandi balletti. Marius Petipa, il famoso coreografo, compose, o meglio realizzò alcuni balletti su misura per lei, idem dicasi per Tchaikovsky, e è un romanzo secondo me bellissimo, molto affascinante. Scoprite un po' il mondo della danza, però non in modo diciamo troppo tecnico, e scoprite la donna che è stata accanto a uno zar molto particolare, poco votato al desiderio di essere zar, eppure estremamente importante, paradossalmente è entrato nella storia. Quindi secondo me è interessante perché messa a confronto con la biografia di Alessandra potete vedere la differenza, cioè due donne correlate allo stesso uomo, come si comportino queste due donne, e secondo me è molto interessante. Chiaramente poi inutile dirvi che potete andarvi a leggere una biografia su Nicola II, su Stalin, questo mi sembra ovvio e banale, cosa che però dovrò fare perché io fino adesso non ho letto una biografia su Nicola, credo che lo farò prossimamente, insomma appena avrò modo. Quindi questi sono i miei suggerimenti per provare a scoprire un po' la Russia. Ovviamente ci sono anche altri libri, per esempio Sasenka, che è stato protagonista dell'autore del mese di non mi ricordo se era un autore del mese o no, una recensione, trovate la recensione sul canale. Il Cavaliere d'Inverno, protagonista dell'autore del mese di dicembre dell'anno scorso. 1984 di George Orwell, infatti era una delle opzioni, 1984, di cui anche vi ho parlato sul canale, ma poi ho detto va, proviamo a recuperare questo testo che è da molto che non lo citavo e infatti ho dovuto faticare un po' per ricordarlo. Quindi insomma ci sono grandi testi sulla Russia, questa ovviamente è la mia personale selezione in base ai libri che ho letto nel corso degli anni. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questi suggerimenti vi possano far viaggiare un po' in Russia, però comunque se spulciate sul mio canale trovate credo anche recensioni di libri precedenti, come ad esempio Il Palazzo degli Incontri, che però ora non ho più con me, ecco perché non ve l'ho citato, ma comunque sul mio canale qualcosa a tema Russia, se date uno sguardo un po' ai video potete trovarlo, sono assolutamente sicura e certa di questo. Quindi noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!